Quindi pure io via dell'ascensione e sono andato al 5 piano. Quinto abbiamo detto. Quindi va bene. Voi non ci credete. Arrivato là, cazzo visto? Che hai visto? La porta. Oh Gesù, a che volevo vedere? Una porta tanta. E vicino alla porta c'è sempre il campanello. Un campanello così. E tu hai pigiato fuori alla porta. A fianco alla porta c'era un campanello che era proprio tanto. E hai pigiato fuori alla porta. Ma dirmi sta mazza. A fianco alla porta c'è un campanello che era tanto. E hai pigiato fuori alla porta. Vado io fuori e porto la gente certe cose non le faccio. Simba, io ne... Devo pazienza. Io sono una persona educata. Pigiare significa bussare, bussato campanello. Bussare si dice pigiare. E allora si è per questo mi ha fatto 4-5 pisate. Poi visto che nessuno arrapeva, mi ha fatto una pisciata lunga. Quello che stava in da casa avrà pensato, chi è che sta pisciando fuori la porta? E è venuto a rapire. E così mi è apparuto sulla soglia là della casa. La soglia, Merluzza, la soglia. La soglia. Mi è apparsa la camerataria. La camerataria. La cameriera. La fantesca. La fantesca. Non dico niente male. E che avevate lì? A Mandresca, non crema, ma... Ma come si muore, ce lo sto facendo? Senti un momento, come ti vuoi, che ti pare? La Sunima, pure la cameriera. La camerera, una piezza femmina. Pure se eravate 3 metri. No, 60 centimetri. No. Dice, a chi deciderà, da chi te voglio, ma dice adesso vado a chiamare la segreteria. La segretaria? Al segretario. Io a parte la segretaria, voglio, tu si stipula la prima a metà perché stai inguaiato, no? Ma no, una piezza femmina. Sarebbe canuzzare innanzi al re, ma no, arriva la batteria centrale. Una piezza femmina, una capa tanta. Io guardavo e facevo che schifo. Talmente che era brutto. No, pensavo allora che no, perché voi state in campagna, non conoscete queste cose. Dice, a chi desiderate? Dico, vengo qui dalla parte del dottore Fatusa. A quale Fatusa? Pelusa, voglio parlare con l'avvocato Domenica Rattacasa. Rattacasa, un formaggio. Attanasio. Attanasio. Dice, questo in questo momento non può perché sta in gabinetto. Però per il momento, l'ho aspettato per qui sopra. E allora mi sono aspettato con panno cose, Mariano, bello, morbido. Sul sofà. Non so se c'è cameriere sofà, segretaria, chi c'ha l'avvocato, non lo so. Sono fatti che loro, a me non mi interessa perché carità. O divano! Divano. Mi sono aspettato sul sofà, tu lo sai, e aspetta un'ora e mezza, niente, chi se nasceva in tuo gabinetto. Così fuicello, se io so, ma qualche cosa. All'intrasata si è aperta la porta. È scoppiato qualcosa? No, è apparuto la brucata. Madonna, che bello, che bello, non piace Roma, una capa tanta. No, la devo piccerella così, no, la capa piccerella è tutta riccia. Dice che in passato avevo fatto marinara. E allora? Erano ricci e mare.
Trovate la terra quando cammini questo. Che cosa c'è? Madonna mia. Ma tu senti? Ai, che cosa c'è? È che mi sono innamorato. Che stanno facendo? Ma odiava noi. Dicevo, che cosa c'è? E perché? Enrichetta. Ma noto che ti è sceso un pallone. Pure essa è scesa. Un pallone. Ma un pallone! Un pallone! Oddio santo! Dio santo. Ma sei marciato! Ma no, non si è bruciata la faccia. Mi sa capo un po' cassa. Ma quando cassa, sei zitto? Ma ti vedo triste! Triste. Oh, ragazza triste! E come me. Ma Ma che me l'ha detto? La devo far ridere. Dicevo, ti vedo triste. Triste. E perché? Perché? Che mi sento male. Proprio adesso. Avrei troppo il ciccio fatto, mi sento che... E perché ti senti male? Perché ti senti? Perché non mi sento bene. E perché non ti senti bene? Perché mi sento male. E perché ti senti male? Perché non mi sento bene. Padre Dio male, che stai tutta scena. Enrichetta, oh tesoro, preparati per la lieta novella. Enrichetta, preparati perché qui stiamo a Noena. La signora di Natale, dicevo la lieta La novella. lieta novella. Enrichetta, Enrichetta. la spinta, Ah, la sì, spinta. sì, sì, Enrichetta! Enrichetta! Ma si scema. La spinta. Ma dicevo la soffiata, soffia, soffia. Scusate. Enrichetta! Ah! Ma che stai facendo? Ha soffiato. Dicevo no, suggeriscimi qualche cosa. Ah, Dammi l'impiccata che io la prendo. Sì, però che ripiccate... Ecco, una bella parola. Melata. Sì, sì, sì. Enrichetta. Enrichetta. Tu per me sei... La bronchite. Abruchita. Melata. Sì, va bene. Enrichetta. Tu per me sei... La polmonita. Abruchita. Melata. Che sto dicendo? Enrichetta. Tu per me sei... Nuculera. Nuculare sorta. Dicevo una parola melata. È più malata che sto culera, non sta. Non malata, melata. Ah, melata. Cioè, dolce. Ah, no, ho capito, ho capito. Bella parola. Non preoccupare, sarà mano a me. Enrichetta, tu per me sei... Luca non la siciliana. Luca Nuola Sicilia. Tu dolce. Enrichetta, tu per me sei... Un asciugacrema. Un asciugacreme. Ma qua crema, qua crema. Senza crema. Più dolce. più dolce. Enrichetta, tu per me sei... Luca 7.000. Uva 7.000. Ma quando va 7.000 è più dolce. Più dolce, che non la bella che lasci capire. Guarda, ma stamattina maneggi. Vanneggio. Ma che scorreggi Ma stamattina? che scorreggi, ma stai zitto, questa figura non sta capendo niente. Nemmeno io. Usiamo il linguaggio dei fiori. La mia specialità. Un auto è sempre buono. Una buttata di suggerimenti. Enrichetta, Enrichetta, tu per me tu per me, sei come una rosa tu per me sei come una rosa che sboccia al mattino, che sboccia al mattino, mentre io per te mentre io per te sono come un girasole sono come un girasole che di giorno che di giorno sta dritto e rigido, sta dritto e rigido, ma la notte ma la notte s'ammoscia con la ma capa. che mi stanno sciacquata? Ma che stanno sciacquata? Carlo, ma mi vuoi spiegare? Io non ci capisco Ti niente. capisci? Va bene sì, Enrichetta, sarò chiaro amare chiaro ci e vorrei. amare chiaro, te lo dirò a capo chino, Ma a capo di chi? Dice la capo. a capo basso. Ma io non dà la capo bassa. Mamma mia, non Sta a cara, dice la diceva capo. la calaca. Ah, cala capo, sì. Ah, ma non è pompello. Enrichetta, Enrichetta, davanti a te c'è un uomo prostrato. davanti a te c'è la prostata di E questo la prosta dell'esia, un uomo prostrato un uomo prosta. che ti ama Che ti ama. e ti vuole sposare. Ho visto i malatei. Ma che sta facendo? Tuo scudo in faccia. Mio cugino è il mio tutore. Quindi è per questo che non vuoi che sposi l'uomo che amo. Sai la mia risposta a tutto questo qual è? Mo sento. No, sento tu, sento. Qual è? Aggirati tu e su scemo che ti arrendo. Guarda, vabbè.
Ta 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 ta. Che schifezze carosella. Madonna mia. Ma questa è una scopa sotto in coppa, e qui ci non potevo battere. Non potevo portare coppa qua puttana. Perché il collega ci è morto per la paura. Senti, Giacomino, effettivamente la situazione non mi piace molto. A me Facciamo una cosa, io mi seggo, Sì. e in base ai tuoi suggerimenti faccio il ritratto. Va bene, io che faccio? E tu ti metti qua vicino a me e mi dici come Va fare. bene. Avete ragione voi dei morti e non bisogna aver paura. Bravo. Io mi seguo qua e ticchita. Che barba, Eh? che barba! Lasciami un pennello. Prego. Che già fa questo cosa? Ha detto che barba, non può dirlo. Che barba! Che barba. Sei un ritratto a quest'ora, A quest'ora? mi duole. Pure a me mi duole. Quanto è brutto. Hai visto morto, ma chi sta fa schifo proprio? Allora, i capelli sono discinti? Sì, i capelli sono che una scimmia proprio, dai. Il naso? Che fa? Il naso è aquilino? Sì, un naso è un inquilino. E la lavoro padrone di casa, che bello sta me, io non posso guardare. Prima padrone! Oh, morti amica mia mi ha salutata! Ma che cosa dici? Il morto non si muove, come sta salutando? E poi si muove! Mi ha vista fatta così, ticchita. State facendo l'uovo, io da presto però padrone! Il collo è taurino? Sì, quello è tenuto a chili o quelle galline! Sì! Che c'è? Oh, morta, non sussusa! Sali. Hai tirato a buia così! No, segna chi l'ha fatto? A me! A te, allora a te. A me! Stai scucciando? Pure io mi sono scucciato, ma troviamo Un gemma! bicchiere vino, così ti mancato, che tu tieni la fantasia di scaldare. Ne ho preso una farmacia scavolata, sì! Va bene, va bene! Padrone! Ho morto l'ubriaco! Saputo vino mia! Insomma, tu stamattina, tu mi vuoi per forza impressionare. Sono qui impressionato! Ma una cosa, riposo te lo puoi, così ti calma. Calma! Andiamo! Io continuo. Ma è necessario la unità a questo morto di via? Ma ciò è necessario! Ma quanto è brutto! Ma è brutto! Guarda poi! Stava ciccio! Stava ciccio!
Sentite, signor Ma che Fiariello. Fiarielli? Mario Rappa. No, vabbè, pazienza, siete che la portineria avviati, tengo che fare, Adesso vi spiego. spiegate. Dunque, io stamattina sono arrivato da Milano Eh? con il treno delle 10:35. Veramente? Veramente? Ma come l'hai fatto a me? Non appena fuori alla stazione Eh. ho incontrato A Garibaldi. No, a Vittorio Emanuele. Piazza non mi fiero che ha sparato Cosa per dite? Ho incontrato questo disgraziato che mi ha tirato la valigia dalla mano con forza, con violenza, che non volevo che lui la prendesse. Madonna. Guardate, ho ancora il polso che mi duole, lo muovo a tratti. Io, sì. Che l'hai fatto a chi? E adesso? Adesso pretende di essere pagato. No. Sì. Ma come tu pigli la valigia a mano a chi? L'hai fatto male pure o volto, non ci capi? Poi pare provolino, pare, non ci capi? E alla fine vuoi essere pure pagato, sì, vuoi essere pure pagato. Sì. E aveva ragione, scusate. Sì, ha ragione, ma vuole 5.000 lire. No! Sì. 5.000 lire. Per portare la cosa fino a qua. 5.000 lire! E so poco, scusate. Scusate, vero, ma voi siete uscito dalla portineria per aiutarmi o per montussacà? No, dico, ma voi gliel'avete data? Per niente. Avete fatto bene. Beh, allora come la mettiamo con questo zoticone? Come la vogliamo mettere con questo zuccolone? Zoticone. Facciamo una cosa. Sì, mi dica. Adesso le 5.000 lire gliele do io. Va bene? Me li presti in un certo senso. Quando dopo me le date. Grazie. Siete davvero molto, molto Ma gentili. perché quando si può fare una cosa si fa. Dai, che dei 5.000 lire e stiamo a posto. va grazie bene? assai. Guarda va. Chiama lì. La mia valigia. Ciao, buonano. E come portava prima? Non può fare! Scusi, la Non può fare! Non può farlo, ma la Va bene. Ecco Don qua. Ferdinando, caro. valigia. Grazie. Per carità. Grazie tante. Grazie per la vostra enorme disponibilità. Ma non c'è di che. Tante cose belle. Mi capite? Arrivederci. Arrivederci. Aspettate un momento. La valigia. Cucù. E la valigia sta qua. e le 5.000 lire per prestare. Oddio santo, avete ragione. Io quando stesso inizia, pure a Milano. Quel guarda. papino mi ha confuso, scusate. certo. Ecco, qui ci sono 10.000 lire. Sì. Grazie ancora, don Ferdinando. Grazie a È stato voi, un tante piacere cose. conoscerla. Buona permanenza. Grazie. Divertitevi, Grazie perché Napoli mille. è sempre ancora bella. Grazie. Arrivederci. Grazie. Don Ferdinando, scusate, vero? Le 10.000 lire? No, scusate, cara insalata. Ma che insalata? Mario Rappa. Mario Rapa, che volete? Non capisco. Il resto delle 10.000 lire, ovvero sia le 5.000 lire. Scusate, signor, come chiamate allora? Rappa. Io a voi quando vi ho prestato? 5.000 lire. E al facchino quando gli ho dato? 5.000 lire. E 5 più 5 quando fa? 10.000 lire. Questo quando sono? 10.000 lire. Stamma a pace, scusate. Don Ferdinando, scusate. No, io tengo che fa, qua i conti tornano. E qua i conti tornano, più Oriesca non torna. Scusate, è vero. Vogliamo un'altra volta ripetere? Ripetiamo perché Si non vede che diciamo. voi proprio siete duri comprenditori. A voi quanto vi ho prestato? 5.000 lire. E al facchino quanto gli ho dato? 5.000 lire. E 5 e 5 quanto fanno? 10.000 lire. Queste quante sono? 10.000 lire. Hai imparato a fecunda, c'è pazienza. Allora stanno, le mie sigarette non le trovi più. Ferdinando Totaro. Dice a me, Ferdinando Totaro. Ferdinando Totaro. Totaro. Sì, io Totaro sono io.
Ferdinando. Sabatino. Sa? Sabatino, ruppolo. Sabatino? Ruopolo Sabatino? Sabatino Ruopolo? Come sta? Come sta? Non ti avevo riconosciuto, non ti avevo riconosciuto. Per forza. Per forza. Tanti anni sono Sono passati. passati 10 anni. 10. Sapessi. No, Sabatino. Sabatino è così. Non mi fa così perché mi commuovo pure io. Mamma mia. Che è successo? Che sta? Ferdinando, se tu sapessi, vengono giorni che a casa mia mancano i soldi per comprare il pane. Mancano i soldi per comprare il pane. Naccia bubà. Naccia bubà. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo, Ferdinando? Ferdinando, che stai facendo? Sabatino, stai parendo, sto avendo portafoglio per tra qualcosa, no? Mi vuoi mortificare? Ma che No, ma mortificare? la c'è chiesto perché... Ecco, ti riesci menalina, ecco, ti riesci menalina. Se non ci comprendiamo fra amici, che vogliamo fare? Se trovavi a me nelle tue stesse condizioni, non avresti fatto lo stesso. E chi lo sa? Dammi 10.000 lire Natale. E che ne dici non faccio, guarda. Hai capito? Chi lo sa se tu avresti accettato, io ti potevo mai rifiutare, ma... non lo pensare proprio. Io pensavo sì, io pensavo che avresti fatto la stessa cosa. No, se tu sapessi, Ferdinando, se tu sapessi il dolore che prova ad accettare questi soldi. Se tu sapessi, Sabatino, il dolore che provi a te darsi soldi. E già perché avrei voluto trovarti Tagliaricino, figlio mio, in altre condizioni. Piano. Ah, 3 euro stava facendo sotto a me. Io una volta ho detto piano, che roba è? Scusa, in altre condizioni avrei voluto trovare. Ferdinando, le vedi questi? Come le vedi, se erano i miei prima, non ci capivo. Ma le vedi, poi non le vedi più. Che fai, giochi prestigio? Il salumiere, il beccaio, avanzano 8.000 lire, ma che passa da loro? Sabatino, vieni non passava là, passava a parte qua, non ci capivo. Una volta c'era sul debito 8.000 lire, ecco qua. Nacci bubà. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Quelli che ho fatto prima, Sabatino, quelli che hai fatto prima, chiama per, lunati 10.000 lire, chiama per, ecco qua, È in prestito! Sì, signore, in prestito. Ferdinando, in prestito! Io date in prestito! Posso accettare qualunque somma! Solo questo, Sabatino, solo questo e basta, Sabatino, solo questo. Voglio, io me ne vado che tengo la porteria avviata, semmai, anzi ti voglio fare un regalo. Ancora? Proprio ieri sotto la calderia ci ho comprato un impermeabile, bellissimo. Un impermeabile veramente bello, Portaci da uno dei figli tuoi, va, a chi ci faccio ora, perché a me non mi serve. Sei un signore. Me ne vado, Sabatino, e tanti auguri, Grazie, Ferdinando. Ma figurati, Grazie. tanto buono, Sabatino. Ferdinando! Io non tengo più parola. Sabatino, io non tengo più una lira. Non capito niente, non state capendo niente, ma vi spiego tutte cose. Ma spiegati, parlami! Principale, volete che lo signore capo fa se ne chiude? E ci guarda le ore, che è? Guarda lei, guarda cara. Guarda cane. E perché lui insomma stamattina alle 7:30 ha tenuto coraggio di salire in coppa a casa della vostra signora e ci ha fatto tu mazzo tanto. A mia moglie. La gallina fa due È mia moglie. La moglie vostra ha pigliato mazzo e ci ha schiaffato in faccia. E isce.
s'ha trovato un mazzo in faccia, ci ha messo una santa, poi ha fatto una faccia schifata e se n'è chiuso. Per forza, ha messo un asino mazzo. I fiori puzzano troppo poco di tempo. Rosa te, Ma sei sicuro che lo stai dicendo? per vostra moglie innocenti, l'ho giudicata io. È un presidente di molto razzista. Senci non sa parlare! Cessa! Cessa di parlare! Saccia tutte cose, Carmine! Tu sei innocente! Tu sei stata sempre innocente! Mannaggia la vita Oh, diramo sto parentela. a te, io signor, sta ammazzando! Sta ammazzando! Sta ammazzando! Adesso cosa mi dai coscia? Io signor, c'è il boccellenza, se vuoi citare un signore, se volesse avere l'onore, e mi dice la visione, con Cicillo per stai o marito Carmanella, e sta grande anziusella, che mi ha fatto esperienza. Ma voglio far sapere, voglio bene, che me l'hai scusata per compassione, e io mi faccio sempre lento pena, e non ne fa mancare 3 kg di pane. Voi che ricchezza vostra cercate di spaventare, che poi faccio up, io capo tosta, o tosta signorina mia, sta qua. Ma sta felice. E ma prima. Stamattina è settembre, stiamo già a Santa Lucia per entrare in fioreria, posto mazza ma cantare. Stamattina è settembre, ma mezzo, volete sto signore, ha già speso in bigliettone, posto mazza e rose che Ma io volevo l'immaginare, però se l'ha portato una volta. Io che non sono distrutto e soffro bene, vi dico mio signore, voi non sentite. mi dai incarenare. Voglio Carmanella, non dicerà mai sì. È onesta, è schiatanita una sirella, o senza mazza tanto, lo faccio bene. Piate non ci vaiate. Stiamo noi. Magari vi amareggiate, sta grandezza non mi piace, qui va vita fa capace, questa storia da fornire, se non faccio che è passata, una volta passa via, ci non fa la pala mia, non mi faccio passare giù. Se tu stai armata, se tu sai la paura, ti tengo a scoprire ferri a palacciare, di quando me che festa e guarda e ride, e poi ci facciamo su copitone. Lassima Carmanella, non m'ha toccato perché? Chi mi ricorda che so passaiuola, Che fai? che porto il mio furno insieme a me. Signore a cantare, che succede? Ma non te lo anticipo. Mamma! Sono mugliere, ma che combinata?
Faccia pazienza, Padù. Ma sto momento è che tutto mi appina innanzi a lui. Ma c'è sta? Chi è? È moglie, là. Non sape che sta? Ah, pure l'infermiere, si chiama. Ma risciamo la vita che è. Ma non mi sta preoccupando, ma Non capisci che non frega niente di più. Salvatore. Ah no! No, non lavoro, sono bugiarda. Ah, se tu parli... Sono io. Sì. Ma ci volete spiegare che succede? Ma io sta cosa. Lo chiudo con matrimonio. Che fa? Ma credete o non mi credete? Se vuoi sposare, sposa. Era in un matrimonio, no? Ma... Sposi a sposa, è normale. Un sacco d'applausi, appena sono asciutto. Dimmi cantare. Insieme a te scavrà giù, che mi accompagniamo, sapete fare beh, allora città, alla sposa voglio dedicare una bella canzone. Che ci avete fatto sentire? Ma la femmina. Lo sposo mi ha mandato storto. Ha detto calmatevi, vuol dire che allo sposo cambio e faccio sentire un'altra bella canzone. E l'avete cantato? E allo sposo ci ha dedicato e si ombo tu. Ah, comare mi ha guardato storia. Allora ha detto come guardate per voi, vi dedico un'altra bella canzone, una canzone di Domenico Cutugno. Modugno l'ha dedicato tu sei una cosa grande. Oh Gesù, ma quella è una bella canzone. Oh, compare mi ha guardato storto. Ma perché sei una bella canzone? Sì, la canzone è bella, ma comare, passavano 15 mesi. Allora ci dite, al compare gli dedico un'altra bella canzone. Moglie in lingua ce la voglio dedicare. E ci ha dedicato la canzone di Marco Mastina. Masina? Marco Masina, la canzone italiana, quella che dice vaffanculo. A questo punto qua, saprà tu, tutti gli invitati si sono caisati a lei. A questo momento sono passato dei camerieri che cantano l'uno di te quanti. Tutti gli invitati sanno che cantano l'uno mucca. L'hanno usato come cerbottana. E che mi è arrivato in le ricotte, mozzarella, provola, polpette. Come hanno portato dentro un bagno. E uno allora ha detto, ma perché non ti cantare? Voi non potete cantare, la chitarra a mano. Lo sai quando mi toccano sto tasto? Io non ci vedo più, sapete quando mi toccano sto tasto? Non ci vedo più. Io non so cantare a te, non so visto più, sapete tu. Ci pigliate la chitarra. E ce l'avete scazzato in capo? Guarda che mi hanno fatto, Ma non voglio via a Napoli, sapete tu, che a Napoli non mi capiscono. A Napoli gli artisti non capiscono. Caro Salvatore, bella notizia, domani partiamo per Torino, tutta la famiglia è con noi, e neanche Carmela. E io ti vanno canto su. Sei venuto dicendo da solo? No, ti faccio compagnia, fra poco muore. Bravo, ma chi è? Chi è? Hai visto mamma la mamma? Qua ci sono l'indiano, si è vestito da Ma carnevale. cosa ci tranquilli, E con Saverio, compare mio, già qui. Che cosa è successo? Chi mi ha acconciato così? le mie fans. Oh, troppo bene, buono. Facci vedere. Che è? Oh, chi ti sta inguaiando? Mi Come? accompagniamo all'ospedale subito. Veramente? Siete fortunato, ieri ho comprato la motocicletta nuova. Accendiamo pure, accompagno all'ospedale. Hai insegnato lui? Un mamma locale. Seguite a Giacomini che è la prima cosa seria che diciamo a E allora va. Chiaro. Hai visto, annunciati all'andata, sono chiuso a cantare. Io ritorno, ma magari ricovera. Adesso, volete le sangue? Vai! Thank you.
come mamma c'era fatta, come mamma c'era fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Non passassi con... Grazie, buon posto e buon Natale, grazie assai, grazie. Buon Natale. Non passassi cannabella, mamma dove si appezzendette, mamma dove si appezzendette. Non manare chi, ramone giardino. Pane, zucchero e panella, te facetta piscina. Buon Natale. Pure a te. Venuti qua. Non c'è bisogno di dire, quando non c'è. Grazie pure a voi. Domani la mattina mamma io sto e per farsi il pizzerone, mamma dove si appezzendetta, e per farsi canna bella, voi sapete che ci mettete. Auguri, non sapete. Auguri, vi ringrazio. Ma qualcosa di soldi mi potevo mettere in una coppola, no? Ce l'ha gemise, non sapete. Ce l'ha gemise. Sì, ma io non ho sentito il rumore. Sui gatti. E non fanno rumore. Tanto è pure, non sapete. Ma voi chi siete? Un amico. Solo un amico. Come mamma che era fatta. Lo sapevo, non bassassi carne bella. Mamma dove si appezzendette, non parare chine, bravo le giardine. Mamma lo sa da parte. Basta così. In the braccia Ancella dice I am amore Paloma mia, Ancella tu Ancella dice I am amore. Grazie signor, grazie, come mamma da fatta, come mamma da fatta.
una certa non sta conoscendo e ne ritiro gravone. Nera, nera, nera. Ah sì? E allora mi canta una bella canzone, che una bella voce, ho saputo. Dimmi una bella fama, sai? Ah sì? E allora per antipasto mi faccio sentire una canzone allegra, Vanessa Calocina. No, che sei troppo allegra, fai una canzone più drammatica. Dove sta zazzando? Oh, ma ci fa a me! Adesso mi canto il mio battaglia del cavallo. Te lo battaglio, cavalletto. Sì, l'ultima tarantella! E che è l'ultima tarantella per noi sta stasera. Si sta tirando, vedi? Tarantella! E mi sei ripeto, ma farmi dispetto, ma fa! Io t'ho detto! Tu quando sono tu occhi mari te l'occhi ti senti tremare! Ma tu va bene, mannaggia, va bene! Ti spergiura si dice da noi! A prigioniere, stoppata da te! Prigioniere, spagella, che vuoi! Sei scema! Guarda me! Guarda me! Come quando non va ma un cazzo di sta! La catena! La tele ce l'ho là! Come quando mo va sosta! Questa bocca ardente e bella! Hai visto l'appendicite? Stasera si davasa! Ma che fa parecchio, sta già nel film. Ma che sta una spa? Ciao, per così. Tarantella! Siamo adesso. Tu mi stavi dire la spera quella la sta suocchia! La scena dove stava a rinunciare a paura, ma qua! Io so secca, le so ogni cosa! Tutta e tre si da pronta a fuori! E come la sa? Passignana sfruttata la rosa! Quello mi sa. Ma non so, ma che spina! Vada a te! Vada a te! Ma che vuoi? Non parrebbe, soltanto non so farlo a fatto tutto! Mai da sento insanguinata! Andiamo. Guardami, ardente e bella! Danza chiesa, No, nonna! la catena. La catena! Tarantella! Sentite, prima che cominciamo a mangiare, vi voglio raccontare un aneddoto che mi è capitato una settimana fa. Perché a me mi fa morire il sangue. Presto, che abbiamo appetito. A me mi arava lo stomaco. Noi ci abbiamo chiuso. Come se fosse un aperitivo. Voi vi facete un aperitivo. Non fai un aperitivo, sì?
Di solito dopo pranzo, sì. Tu lo fai? Pure io dopo pranzo. Allora 3 per 3 dopo lo facevi. Ve la racconto questa storia, a me mi fa morire, è bella. Un paio di settimane fa, venissero a mangiare qua, nella trattoria mia, 3 signori con ma buia. Con Mannuia. Con ma buia. Salsettaina e mangiaina. Con Mannuia. Con ma buia. Troppo mangiata però, sai zaina e sai smammaina. Con Mannuia. Con noi non possono essere. Per carità. Perché noi siamo 3 Noi signori. siamo Ti signori. trovi la faccia. Io che la durezza è media, siamo signori. Ci possiamo andare per Troppo bene, quello là i mi signori, sta. vedete? Sentite, io in un primo momento, dicette, babbo, la segui. Che la so povera Sta gente. piovendo. Così giocare, no? i nobili giocano così, si sputano in faccia, bene. Comunque queste, e allora in un primo momento c'è trasse chi, forse sono 3 povera gente così, non tenevano i soldi per papà, falli andare. Con Mannuia. No, dicevo, per carità. Ma noi andavamo e dalle, mo e dalle. Però mi rimane a bocca un po' camarognola, e allora che faccio? Ma che acqua e zucchero. Ma lo la mia si chiama a Lione. Ah, forse Leone è il vostro maggiordomo, cameriere? No. No. Lione è un cagnolino mio. Ma che non succe questo? Dicette, Leo, fa tu. Lione con una saetta. Vu! E a 2 chilo signore che stava assettata qua e mi portai a mano e sto signore. Poi dicette, Leo, va 2 chilo signore. Lione con mano fulmine. Vu! E a 2 chilo signore che stava assettata qua e mi portai una orecchia e sto signore. Poi dicette, Leo, e chi lato signora? Falli a casa. No. Portami una piezza speciale. Una piezza che all'uomo serve e come serve. Che c'è campo a fare l'uomo senza chi lo piezza? Io con una lampa, vu! Hai saputo? Porto troppo vento sto leone. Niente a 2 chilo signore che stava assettata qua e mi portai un asa e sto signore. Meno male è un aso. Io pigliai a mano, orecchio naso, c'è una mappata e dicette lì oggi è domenica, mangi pure tu. Devi più fare meno E qui si fa ridere secondo te? Ti stanno per te? Non mi va questo capello, va? Ma mi mette paura. Non mi devo Io sono bambini, sono ragazzi, vi raccontate un fatto così drammatico, scusate. ma Chi dà le 3 fatiente, mariuolo, morte e fame. Noi invece, mamma peggio. signore. Siamo 3 signori, siamo Viva la parte rinda. Mi stanno chiamando i maccaroni. E che devo rispondere Andrea? Io voglio essere seguito. Magari, almeno va buono. Io buono. Cambiamo proprio, cambiamo proprio, Ma cambiamo la facciamo piangendo. Sì. Piangendo. Sì. Scusate, maestra, per pazienza, ma questa canzone l'avete scritta in suffragio all'animo obbligatorio, non ci capite? Chi cazzo è che piangendo? Va bene, ma proviamo lo stesso. Mi sciacqua e pensa a te, prego, maestra. Perché dal bagnano mi sto guardando il diavolo, ma non mi sto bagnando,
questa canzone è per scema, non ci capite? Ecco, che te a fare? Hai detto molto, prego, sciacqua e mezzo a te, prego maestro. No. Magari. Me ne va bene. Non me la già fa. Facciamola ballando. Ecco, ballando! Ah, che non mi sono aperto il sale e ballo, ma meglio. Mi sciacqua e pensa a te, maestro, vai. Prego, maestro. Songherin da bagnare, ora mi sto già cannarigliamo. Quando tu mi sto facendo, perché tu mi pensi a te. Ma che stai facendo? Ma si posso questa canzone come la già fa? Ridendo, piangendo, in alto, in basso, ridendo, cagnari come la già Ma fa? quello che noi stiamo lavorando, cioè. Ci capite, ma la canzone non l'avete ascoltata? No, stiamo lavorando. O che lo patate? E ci cantate fino a mo' e voi non avete sentito niente? No. Tito, tu la senti la canzone? Tu la senti la canzone? Tu la senti venuta la canzone, capito no? Ma ce la faccio pazza! Ma che stai faccio veramente? Ma sono pazzo, sono pazzo! La vita fatta a me, che non mi fide sta, mi sciacqua e pensa a te, ma la vita fa cantare. una via sapere, pure San Divinare, che la cagliana qua, e mi sta giostra. So pazzo e canta fa, ma sta canzone qua, la vita fa cantare. Ma sta canzone qua, la vita fa cantare. Non ho capito. È sulla russo, però, Dobbiamo fare, come dobbiamo fare? che ne sai? Oh, ci. Sta, fuoco sotto muto, sotto. Andiamo, vuoi? Sta venendo un signore che si te ne sordi. Te ne sordi. Non mi pare proprio. Sta qui guarda me, che Aspetta. no, hai visto a te gli autostop? L'ha visto prima a te. Signore. Il signore è sordomuto. È sposato. Si è sposato. Oh, guarda, faccia io.
Aspetta se non fa capire. Ha figli? Hai figli? Sette figli. Quanti figli? 7? Sette. Maschi e femmine? Maschi e femmine? 3. Sì. Sono maschietta. Sono femmine. Il Signore ha detto di avere 7 figli. Ne ha numerati solo 6. Sono hai detto 7 figli, sono 6, ne dici te 7. 3. Sono maschio. 3. Sono femmina. E il 7º? L'ironia dei napoletani, anche nel dolore sanno essere allegri, assaniente. Signore, scusate, che Ma che è una mummia? ma perché? Per Voi state cortesia, chiamando quando siete trasutto. per cortesia, lasciatemi stare, lasciatemi perdere. Ma che è successo? Napoli è una bruttissima città, si sta malissimo. No. Invece sì. Questo non lo dovete Napoli poco ospitale, napoletani poco ospitali. Napoli poco ospitale. Lo Cardarello, lo Lorenzo, faceva vedere. Andiamo a nominare poco cuore di Napoli. Dal mio accento vi sareste resi conto che non sono napoletano, mi trovo qui semplicemente per affari di lavoro. E che è successo? E proprio in questi giorni mi hanno derubato di tutto. Non ho più una lira a causa di voi napoletani. Sono distrutto, rovinato per sempre. Per sempre sono rovinato. E io adesso come faccio a tornare al mio paese natale? Natale! Torno al paese natale. C'è una pace, cosa c'è fatto? O paese a due è nato, pure. Rovinato e per sempre. Beh, non potete... Lasciatemi stare, lasciatemi stare. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Va bene, fa bene. Non c'ho... Ma che cosa state facendo? Ma io soltanto a Napoli potevo trovare 2 cuori nobili come i vostri. Io soltanto a Napoli potevo trovare 2 anime pie come le vostre. Soltanto a Napoli potevo trovare 2 strunze come a voi. Ma come fa funuto? Ma come tu ti puzzi fame ci vai a dare 5.000 lire? Ma come fossi? Tracci pure il tincerà. Sì. E chi sei il signore? Chi sei il signore, se vero? Voglio. Stammi se sta con Foso tu. Il signore sordomuto. Siete fortunati. Hai capito? Tu sei fortunato. Sono fortunato. Sì, voi siete fortunati. Ma perché? Perché la nostra associazione, la Muscia Sorda, Hai capito? La muscia sorda. La muscia sorda. La muscia sorda. No, la muscia di mamma te. La muscia sorda. la Muscia Sorda in occasione della giornata mondiale per i sordomuti mendicanti, al primo sordomuto mendicante che si incontra gli si regala niente poco di meno che 100.000 lire. Darà 100.000 lire. 50 a me, 50 a te. Andiamo a festeggiare, ci pigliamo un caffè, vieni. Hai capito? Andiamo a fare 50 a me, 50 a te, vieni. Giacomino, ma perché stai così fermo? Giacomino, ma perché non parla? Vieni a casa, ma che sto facendo?
può entrare! Chi deve entrare? Non si può entrare, ma che conosci? Chi è? Che scuorna! Che scuorna! Tiro il gabinetto a Pilato, Che scuorna! Che scuorna! No, signora Brugata. Sentite a me, non mi mettete scuola. Io per te fa avvocato, ha già alluccata. E sto alluccando ancora. Notte e giorno. E sono 2 anni, 2! Tu la giocata, t'attenti la Che non scrivono riga, a nonna tua. Signor signoria, si mette scuola in noi. Poria, mi mette scuola, non signoria. Chi sono? Rilassa gente, dai sono con un parente, sì. E non mi può cacciare. Musicante. Ha spicciato maestro! Sono antipatica. Vanno sempre a questi bandi, che dite. Musica, musicanti. È bella l'alleria! È bella l'alleria! È bella la... E ci porta capo, Diceva, è bella l'alleria. Io mo mi cerco scusa a tutti quanti. Si abballa e scaglia, rinda casa mia! Sì. Anon. Come sta Anon? Ah, non... Ti ricordo ancora, Ah, non... Nonna Imelda. La ricorda nonna Imelda, Nonna Imelda. Poverella, povera nonna Imelda. Sta ospitale a 7 giorni. Ma che dice? Nonna Imelda mia. Non si può muovere in dorietta. Ma perché? È stata 10 ore sotto sole. E allora? È diventata merda secca. A nonna Toia se ne muore. Lo sai che a nonna Toia non ti chiama. Meglio se non mi dava zappatore. Non dicere! O zappatore. Non dicere! Non metti incinta nonna. Ti chiama ancora voglia. E ha ravogliato in da mappina nera. Dice ma torna che lo scurnacchiato. Ma appena torna, andà a sputare in faccia. Chi sono? Voi mi guardate? Sono covata e non mi può cacciare. Sono un faticatore e mi chiama Giorgio Caiazzo. Giorgio Caiazzo! Perché mi posso chiamare Giorgio Caiazzo? Mi chiama sì, così. Giorgio Caiazzo. Si zappa a terra, che sta ti fa onore! A denocchiata e basta ma di mano. Papà, perdonami! Thank you.
statevi zitti e intricate per il corno vostro. Ma no, mi sta Un albero piccirilla già piantato, crescendo le coppene qui sudore. Una pentacata già me l'ha spezzata e tutte fronna cagnano colore. Caduto su c'è frutta e tutta quanta, erano roce e si sono fatta amara, ma ancora dice il giuvinotto amante, e cosa amara tiene la chiuccara, e amara come sì, ti voglio bene e tu mi fai morire. L'amore è come mio zucchero, l'amore è come mio mele, stata sapeva usare, si devo consolare. L'amore è come mio zucchero, l'amore è come mio mele. Stata sapeva usare, si devo consolare. Igor. 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 Sulla Oh, dove sta figliola, chi stucca, chi stucca, chi stucca. L'amore che si fa, basta solo una Basta solo due vasa. e ah, frittata e fatta fegata fritta e baccalà. E allora amore andrangheta, la notte che ti fa, una scalella d'oro, un braccio bruna se ne va. E chi io sapete dicere che son che sti sospira. Oh, dove sta figliola, chi stucca, chi stucca, chi stucca. Cupido questo ti fa. Già, Cupido questo ti fa. A me na fece posarne va. Io stiamo quieto, ne? Io stiamo tranquillo, ne? Chi la veda meno a te. ma tu vedi un poco su 10 cupiti, su piccoli ignuti che guai ti fa. A me na fece posarne va. Succedette da loro. Consultate per Come batte questo cuore quando palpita da non si sente rumore. lo strano rumore. Ciaccate, 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 ciaccate. Il cuore, fatto coraggio, la vita è un passaggio. Facci mangiare visto quante mangi. Pensiamo a ci spassare, se la vita così fa. Fatte braccia, la vita è un passaggio. Facci faccenda visto quante marcia. Che ci pensiamo a fa, siamo una così fa. Oh, dove sta figliola, chi stucca, chi stucca, chi stucca. Thank you.
missione della pace. Che tranquillità, non si sente una voce. Già perché il medico mio di famiglia ha detto, voglio, sono un po' esaurito. E sono un po' esaurito perché sto a cassa integrazione. Ormai lei per sta tagliendo. I miei piccoli c'hanno già a mangiare. 3 figli. Sto a cassa integrazione, 3 figli e una moglie a carico. Una suocera di scarico. Madonna, ho ricevuto la cascata. I sotto un maso, a ogni portuso metto un naso. Vedi, lui sbagliava per tu. Tutta sorpresa, voglio. Chi è che state, mamma? Mamma, dove sta? Stava che non Raul. Voglio a papà mio. Non so che dove sta. Datemi Elisabetta. Cade stretta stretta. Oh, oh, piccola che A tutta sta gente, ma Giovanni Cristo, pure a che. Adesso tutto vostro ne fa, adesso la pensione della pace. Scusate, una curiosità, ma dovete andare alla festa di Aulin? Aulin? Ma l'Aulin è di mezzo Forse Halloween. Halloween, sì, Ma parliamo di voi. parliamo di me, chi è che sta? Ma io cerco il professore. A chi cercate? Il professore. Ma il professore sono io. Veramente? Ah, siete voi, meno male che vi ho trovato, caro professore. Io sto contando tutti gente spostata, la traviata, chi dà la luna rossa. Voi avete ragione. Meno male, professore, scusate. Ecco, qui in questa villa sono tutti un po' Sì. spostati. Ma non vi spostate pure voi però, abbiate pazienza, dite qua. Voi avete visto Tommaso? Ah, chi deve lavorare? Tommaso ha subito di recente un'operazione al naso e non sente più gli odori. Ho capito. Ed ha un forte esaurimento nervoso. si Qui vede. tutti hanno un forte esaurimento. Invece voi siete voi il professore. Invece io no. Voglio passare 5-6 giorni qua in Ed questa è per questo che così mi sono conciato e uno schiaffo vi ho mollato. Spero di non avervi impressionato. Tutto colpo sei sbagliato, per carità, certamente. Allora permettete che io mi presenti? Siete voi il professore? Molto lieto. Piacere. Giuseppe Verdi. Guardate che c'è più frustata là. Voi siete un mio collega, vero? Allora, chi Sì, siete? è molto lieto. Chi siete? Arturo Toscanini. Allora, fiamo babascia. Piano piano. Ma chi sei che... Io cerco la titina, titina, mia titina. La cerco e non la trovo. Chissà dove sarà. Ho letto sul giornale, Titina sta malata. Ho letto sul mattino, Titini ballerina. Dai, sanno chi sta dentro, Cerchiamola insieme. cerchiamola insieme, Ah, Titina. ma questa è la pensione della pace. Io cerco la titina, titina mia titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Ho letto sul giornale, titina sta malata, ho letto sul mattino, titina e ballerina, povero me. Ma che state facendo? Che fate? A me è pesante. Ci metto un pochettino e faccio i cattitini, capite no?
quanti modi, in quante lingue si può dire la parola ti amo. Vediamo, sentiamo. I love you. San Giovanni a Germania. Ich liebe dich. San Biagio di Germania. Je t'aime. Francia, je t'aime. Ah, sì. Te quiero. San Giorgio a Cremano, Spagna, sangue caliente, Spagna, sangue caliente. Ti amo. Ah, fanculo! Maestro, leggere e scrivere. E si affacciava sempre alla finestra, lo primo piano, rinda la strada mia. Teneva una faccella triste e dinda all'uoce una malinconia. E fui per questa che mi innamorai e ci volette parlare senza speranza e ci ricetta: sono affortunato se posso far di lei una conoscenza. E si sentette e si mettette a ridere, io guardai e mi scappai a piangere perché non sapeva leggere, perché non sapeva scrivere. L'amore non può sempre ragione. Io ci guardavo e ci mi innamoravo. Un'amica mi assegnava lezione e io come una guagliona mi imparavo. E dopo 4 mesi finalmente scrivetti io sola: cara signorina, un uomo che vi ama veramente vi offre il cuore suo con la sua mano. Ma rispondetta: sono felicissima, ma con contezza mi scappai a piangere perché mi ero imparato a leggere, perché mi ero imparato a scrivere. Dopo 2 anni amore ricevetti un espresso che diceva: caro signore, la mia posizione non permette di essere sposa ad un lavoratore e se sposai un ricco titolato che non la guarda e non la pensa mai. Chissà si fa che volta sa suonata l'amore di sto povero operaio. Ma voglio bene assai a una femmina, bella, sincera, affezionata e semplice. Che fa che non sa leggere? Che fa? Ma che fa che non sa scrivere?
pillole. Non me lasci pigliare, non lasci pigliare quattro. Pure i quattro. Pure i Io quattro. non me ne piglio una cascia. Pure me ne piglio la Ma cassa. quando mai abbiamo fatto noi, abbiamo fatto? Ma quando mai, perché? Ha giocato una roba a quello che me l'ha dato, a Libonia. beh. E mi ha detto che queste pillole su tutte le persone ipertese, dopo mezz'ora, e poi pure dopo mezz'ora, e poi pure dopo 3 ore, hanno un effetto secondario. Questo è effetto secondario. Ma che ne sa, che ne mi ha detto che poi dopo 3 ore, e poi pure dopo mezz'ora, su tutte le persone ipertese, Non uffa. fare, per me se non si sa, che fai, logico, non ci capite. Don Felipe, come mi ha detto a questo che sto dicendo? Io con mamma l'aveva detto. Ma non la zitta tengo la coscienza a posto e mi ha lasciato menare a fare poche spese. Vieni, pesciolino mio diletto, vieni, per fare Mi sono pataterna. Che non voglio una, che non faccio questa guerra a nessuno. Catino che mi si incide pure a sordo. Oh, ma come ti permetti? Ma che capito, non mi si fa manare, che succede? E che ne sa, ci, sarà pigliare visto qualcosa, no? Io l'hai per te. Come stai dicendo? Ma non ci vedo, ma che sì, mi capite, che sì, una sauce, una luce. Oh, perché stavo da parte mia? No, così per dire, emblematicamente, finisci io la dicevo 20 anni fa, prima esci, no, quando esci, tutte le femmine mi dicevano, mi chiamavano, Saponara, Roba vecchia! Guarda che pure la cena non ci niente e faccio la cucciacchia di cuttare le mani di vostra. Io da oggi in poi a concessione e cagliola per gli uccelli. Sasha, ma che è sto fatto, non ci capite, che è? Ma perché guarda da questi meravigliati? Non mi faccio guardare State fuori. spogliando con l'occhio. Ma perché facete quell'occhiazzone con bene, Tanto tempo che non conosco, ma mi accorto che siete un bell'uomo. Che volete fare? Non so che è successo, è stata una cosa improvvisa. All'improvviso Una c'è le cosa cose. così bella e buona. Ho sentito il rumore. Vabbè, che c'è pericoloso! Voglio, La saponara, roba vecchia! Ma che sta succedendo in camisa? Sapete, ma tu hai visto, Saponara? Io ero prima che sarà una situazione, mi si sembra tutte femmine, vicino a noi ciacchete. Sapete? Avete capito? Ma che re? Guarda, Che c'è? come che c'è? A Saponara non andiamo a stare, no? Faccio ste cagliole per gli uccelli, vuoi ti dico la verità, da domani cambio attività. Sapete? Sì, mi dedico alla pesca. Sapete, ma che sto sti mosse? Saverio, torna in te! Oh, ma che buono! Patatella, ma dove andate a finire? La tua Ah, mascolinità! lo so tutta sulla piazza. Mamma mia, la capa stare che... Same, fammi sti piacere, fuori che ne prima, che sono tutti sti mosse? Same! Ma che re? Ma che nasce? Ma non ci capite però, Sono a terra! E che ne sti mosse? Ma io sto via per femminile, la camera, non ci capite no? Sì! Che lei? Allora vuoi? Che cosa? La nostra amicizia è rotta! La vita no, ah. Comunque senti, io parto, Felice? Videochiamami. Cazzosa! Capite? Io non sono più compagno di te, capite? Sono più accompagnatoio. Io non sono gay, io sono Gaia da questa mamerta. Vieni a trovare stasera al Teatro Margherita. Te butto io. A Sandos. Caro bebè, ma che guarda a fare? Quando le carte mi stetteri.
Ma come fai sentire? Non può avere a cainato. Io non posso vedere che è nata mia incinta, io non posso alleggerire, io non posso sapere, io a te. Te vengo a paura con lo stomaco. Oh sentite, chi lo fa morire a me a creatura, facciamo un perché? Faccia morire. Ma domani le soldi in missione insieme a quelli qua ti prendono che ho conosciuto tutte e tre. Calma, Gennari. Non mi mettere a paura, Gennari. Niente apposta moglie, ti conosco che Frenzo. Ti conosco che Frenzo. Una Frenzo la conosco, è moglie. E ci vuoi tu, e ci vuoi tu. Ma state zitti, ma siete tre ratto. Niente apposta moglie, ti sono rattuso. Ma come? Tu sei rattuso, chi sei rattuso? Hai visto mai che sei ratto, chi sei ratto? E poi, gli faccio manco mangiare, gli spenghi i soldi, gli spenghi... Ma che te, la cassa armonica? Gli spenghi i soldi, ma come spenghi si mette? E poi ci faccio mangiare, gli faccio mangiare, dico mi sacrifico, ma devo morire la bocca, mi metto in bocca a te, e poi che ci sta sordo, mi metto in bocca a sordo. A domenica, mia mamma da mangiare, mi metto in bocca a mamma. A Natale ci rimonta la famiglia, mi metto in bocca a tutta la lascia dove prendere gli anni a cercare, su la lascia dove, mi sbagli i soldi. Non da girare che ti fa male. Andavamo. Ma scusate se traseri in dei fatto vostro. Se non inizi chi si trasedi fatto. Ma non è che una sola cosa. Invece sta a casa con voi. Ma perché non va tuo marito? Gennari, tuo marito, tu conosci tu? Io no. E nemmeno esso. Ma voi non sapete che l'ha rinuta la botte di vino? Come non so? E com'è possibile? Ma anche mamma tu lo sai quando mi regali in la volta, sì, non sapevi fatta tu che c'è ti con tanta gente. Ma lo conta. Sta povera sorella mia. Abbiamo capito tutti, siamo gemellati. Io ancora già cominciato. Sta povera sorella mia. Io mi metto a trovare con un innamorato per una quindicinetta. Questo me lo ricordo, sì. Un innamorato mi se ne esce e rimanete solo con solo. Questo pure me lo ricordo. Alla! Sì, la capo un po' a culo. Ma devo capire. Non brutta Ioanna. Troppo brutta. Gennari, più brutti è loro, mi ha Ah no, parlo così, non mi scappa a chiagnere. E già di morire. ma c'è la camca, che sta giocando. No, Ioanna. Sora ma non c'è ste. Vengo a cata tua, non lo per far buttare. Ah, che ci mi ricordo Gennari perché fu parola, mi rimanete a casa, mi piace. Allora rimanete sopra e mi addormento un po'. All'intrasato! Ma che tu lo sai che ti stai zitta? All'intrasato sto ciore mangia! E tu papà spampanato per le mangia. Voi pigliate che forza non con una maschera in faccia! E che maschera teneva? Era una maschera bianca, tosta e liscia. Ah, e che maschera era? Una specie di comunione col processo. Allora io spavento! Io si faccio di quanto sei questo ciore mangia! E poi se niente! E chiama la festa qui, non è? Io torno a casa che parole che volevi fare un buttonare! Invece trovare la sorella che era stata imbuttonata. Thank you.
bello. Oh, famiglia, e che belli canzoni che mi avete fatto sentire. Scusa che sei vicino alla mano che io... Signor Brillantina, quando siete pronto ci avvertite? No, fino a me. Prima di metterci a tavola, no, ci dobbiamo fare una bella tammorriata. Però non ha da essere una tammorriata nera, ha da essere una tammorriata in tecnicolor. Si pronto ce ne dico, ammaseggia. Tutti quanti siete pronti? Ce ne dico, attacco, va! Che c'è e che la casa vera non si crede, non si crede. Non si crede, non si crede. E nato creatura, e nato dire, a mamma chiamaci, il signore chiamaci. Sì signore chiamaci. Sì, voce gira, sì. Sì, gira e voce, sì. Cado chiama Cicciotone, cado chiama Peppo Gira, chi lo fa a nira, con la chi. Ha detto parola, E parlamma. perché se ragionammo che sto fatto ci spiega. Che sto fatto ci spiega. A tuo vestito grana, Oh grande cresce. Riesce o non riesce? Sempre grande chi ne E sempre grande che cresce. a me di la mamma me, di la pure a me. Cado chiama Cicciotone, cado chiama Peppo Gira, chi lo fa a nira, con la chi. Di la mamma Dilla pure a me. Cado chiama Cicciolone, cado chiama Pepponcino. Chi lo fa a nira, con la chi. E signorine caprine fanno amore che marrucchini. E marrucchino senza crianze e signorini che panzannanti. American Express da $1 che fa che prezzo. O se no è napolista mette in mano a dopo i A ieri sera a piazza andava a Zaniera Ah, se non avevo contrabbando io già stavo camusando. e lei l'ha vissuta, e pissi paghi in mano, lei l'ha vissuta. a Cicciolone che porta sangue bagno e matarate. E America ti spetta le sciampaie pirati, e Vaglione San Giovanni sono a massenare in cielo. Se la bocca è stata un paio non cambia Ma se ne va per lei, e capito non per lei, e capito, le cose che amo mi, e le cose, la presella cantato, la presella, e si vuole che la cella non sarà da un po' che come vai, e la cella è dentro, se te devi le coppa avanti, e le l'ha vissuta, e le l'ha vissuta,
sta che ce ne di, o festino, vai. Che state facendo? Sto tirando coraggio in corpo. Amici, voi scusate, si palassa. O vica sta un festino e chi capisce. Torta non mi va da, mi compiatisce. Sposa che ha voluto bene a me. Io stemma e malarica. Sta femmina bugiarda e dispettosa. Ma già spartuto suona con st'amico. E chi st'amico no? E chi che sa sposa? Sto paziando, è la canzone. Non capito niente, succede. Parole dolce, prende sia d'amore. È una catena lunga, lunga assai. Chi sia l'amore che c'è in catenaia. Chi sia l'amore che non torna più. O sai, ci sta in pastina, e non ti accorgi mica a sto montone. Faccia figura in om, fatta vina. Alla salute, io ti invitare. La faccia vostra. Questa nuova. Invece io sto qua, mbriaca e passiona. Non so più papà, ecco la cortiella. No, ma voglierà, serve ancora. Io sono brillantino, non volete cocò. Questo c'è il suo cortile. Questo, che può fare? Attaccamoci. Attaccamoci. Carica. Sì. Non so più guappa, ecco la cortiella. No, non mi voglierà, mi serve ancora. E si è sposata quando? Un'ora. Ma l'indolietta non si toccherà. Lo sposa, ma che me ne fotte? Strafotta a me. Io sai come fosse un'invitata. Rimane a gente riccia, a sposa è morta. Ancora la trasi niente, c'è morto. La sposa è morta, è morta, è morta. Ma tre potrei stare su, è morta veramente. È stata uccisa chi? La prima innamorata. Cantiamo le canzonette, quelle d'amore, quelle allegrette, e Napoli che le trasmette, che male che c'è. E cantiamo le canzonette, quelle d'amore, quelle allegrette, e Napoli che le trasmette, che male che c'è.
E picciato un frullatore. A sti questo pollo. Ma come quest'anno potesse me la chiesti buttare? Ma si succede, questo è c'è. Mali, ma dai qualcosa. Non da che spiccia. Finalmente stacca! Ma cicciuetta non si aiuta a ca. Finalmente hai trovato la vipa a casa, as. È giusto, giusto. Oggi, Oh frappelle, va te, non ti pazienza. oggi ne aspettavo ma voi per mangiare. Perché potete mangiare voi per tramento? E noi sentite come mangiamo. Mangia per trio, c'era mucca, non è, non ti Vai, pazienza. Passa io le arrivate. Ci scende a far spesa. Senti, oggi tu puoi mangiare. Quello che mangiate voi mangia pure. Dammi i soldi che scendo io. E a chi è posti i soldi? Oh, bello, mi dai tu. Oh brutto, tu non mangi più. Ma Fani, oggi è la vigilia di Natale ne manifestato. Guarda giù a parlare. Ah, fame. Non capisci nada, ma una giornata meglio gelata, secondo te. E poi, cara Mario, il mio mestiere non va più. Lo scrivano non si porta più. Ormai le lettere non si scrivono più, gli auguri non si fanno più, sono scrivano. Ci telefona. E poi, la giornata di Natale, la giornata meglio gelata. È la peggiore delle giornate, perché tu cammini per la strada, è una di Natale, e incontri a qualcuno che vede la faccia e i pezzi che tira e dice vicino a te avete bisogno di qualcosa di soldi, prego. No, è una di Natale, più fedente, è una che c'è stato, si mangia solamente, ma la soddisfazione è questa, che ricco o povero, tutto quello che si spende va a fare tutto quanto là. Noi siamo in vantaggio, che il gabinetto nostro è sempre pulito.
Anche pazienza. Perché non Saverio vedo che tu vuoi fare gli auguri. Ma non mi lavori in casa mia, buona, falla trasina. Don Saverio accomodate. Proprio chi si ci mancava, soltanto chi si ci mancava. Io tengo che cosa mi ha messo in cervello. È un tuo breve da per la casa. Nonno, c'ha le mani bucate, accatta sempre roba, la casa chi ne mangia, Morichino per esempio. Se avessimo qualche vicino di casa che ne avesse bisogno, che non potessimo mangiare, e dicesse papà portare a mangiare, ma fortunatamente il palazzo non è bene, chi è che se non ne fa? Dice fino a me la capitolo per niente allora. Figurate, ma accattata 3 kg capi tu. 3 kg capi tu, non te ne sprechi. Fresche. Don Felice, a me il cuore dice di no. Non sapeva, la mia panza dice che sì. Che faccio così? Che faccio? Don Felice, ce ne frie 2 o 3, fuori che rimane, c'è Don che gatto, che lì poverella, tengono diritto pure loro di mangiare a vigili di Natale. Il tuo patatella. Non vorrei che a vicini Natale i gatti mangiano e noi no. Ma fate spiacere. Un gatto fortunato. È meglio da sciviato. Sentite. Che dice? Già capito? Ehi, sei ventricolo. Ah sì, come Rico, ma ne voglio parlare. Ma da una parte il gatto, che cazzo? Io devo chiudere, ci scalfammi, ti capitano, me se non mangi ci scalfammi. Che le carichi, no? Tu vai a cattare 3 kg capituno. Non sapevi nemmeno un quarto lì ci cattare. Oh, ma poi ti dicevo nonno. Ah no, l'avevi detto tu, non sai che l'avevi Ma con me. catta 3 kg capituno. 3 kg, 3 non spreco, ma ci c'ho con che gatto. Perché a mia moglie piacevano assai il gatto. E perché a mia moglie no? Gesù, non va passa per me. Proprio quest'anno, per vicino a Natale, sia mia nipote che mia moglie ha avuto cavato 2 amici. 2 micioni che sta manè. Veramente? Ha visto la prima micione che sta. Bellissimo, per carità. No, mi dispiace, ma ci porta il gatto che stanno al Camposanto. Fanno compagnia alla mia povera Mafalda. La moglie che sta fanno compagnia agli altri, non ci capite? Avete detto che vostro nipote sta un micione, sì. Come no? Don Felice, e con me lo voglio vedere. Di che colore è? Lo voglio accarezzare. Nero. Un bello micione nero con una peluria lucida, bella. Anzi, con freddo sei tutta ricciata. Tale quale a Mafalduccia mia, tale quale un micione suo. Ma ne riccio. Tutto conoscevano un micione di Mafalda mia. Soltanto io no, tutto il quartiere lo sapevo che la moglie era vostra. E quello di vostra moglie di che colore è? Bianco. Bianco. È vecchiotto? È tutto arrugnato. E ripeto, fa schifo. Ah sì. Me lo va. L'abbiamo accettato, me l'ha accettato. No, l'ultimo dell'anno servizio faccio. Sì. E la moglie mi faceva una coppa bascia. Insomma, il micione ci sta pagando. Sì, ho venuto per lei. Non è, Carmeli. E dai, già ti dici faccio. Faccio lo micione ad alzare, vediamo. Non c'è, tu pigli sto piscione. Tu tenevi poco a fare un coppio e coscio, un coppio e coscio. Io tenevo a mamma. Allora chiudo a fermire, ma non è giù, dove a te visto questo micione solito, sì. Ma i passi venivano, mi sono da casa, non mi ho mangiato. Non sapevi mio nipote, è prima per il micione, va via che subito si mangia. Mi c'hai uno.
Quindi pure io via dell'ascensione e sono andato al 5 piano. Quinto abbiamo detto. Quindi va bene. Ma non ci credete. Arrivato là, cazzo visto? Che hai visto? La porta. Oh Gesù, e che pure poverino. Una porta tanta. E vicino alla porta c'è stava il campanello. Un campanello così. E tu hai pigiato fuori alla porta. A fianco alla porta c'era un campanello che era proprio tanto. E hai pigiato fuori alla porta. Ma dirmi sta mazza. A fianco alla porta c'è stato un campanello che era tanto. E hai pigiato fuori alla porta. Ma dove fuori a porta la gente certe cose non le faccia. Simba, io ne... Devo pazienza. Io sono una persona educata. Pigiare significa bussare, bussato campanello. Ah, bussare si dice pigiare. E allora si è perché mi ha fatto 4-5 pisate. Poi, visto che nessuno rapeva, mi ha fatto una pisciata lunga. Quello che stava in da casa avrà pensato, chi è che sta pisciando fuori la porta? E è venuto a rapire. E così mi è apparuto sulla soglia là della La casa. soglia, merluzza, la soglia. La soglia, mi è apparsa la camerataria. La camerataria. La La cameriera. La cameriera. fantesca. Ah? La fantesca. Non teneva niente male. E che avevate lì? A Mandresca, non teneva male. Ma come si muore, ce lo sto fare! Senti un momento, come ti guarda, che te pare? La Sulima, pure la cameriera. La cameriera, una piezza femmina. Pure se eravate 3 metri. No, 60 centimetri. No. Dice, a chi deciderà da città voi, ma dice adesso vi vado a chiamare la segreteria. La segretaria? Al segretario. E a parte la segretaria, voglio, tu si stipula la prima dopo perché stai guaiato. Ma no, una piezza femmina. Sarebbe che non zaino annanzi a re, ma no, arriva la batteria centrale. Una piezza femmina, una capa tanta. Io guardavo e facevo che schifo. Talmente che era brutto. No, pensavo allora che... No, perché voi state in campagna, non conoscete queste cose. Dice, a chi desiderate? Dico, vengo qui dalla parte del dottore Fatusa. Ma quale Fatusa? Peluso. Voglio parlare con l'avvocato Domenica Rattacasa. Rattacasa, un formaggio. Attanasio. Attanasio. Dice che questo in questo momento non può perché sta in gabinetto. Però per il momento l'ho aspettato, l'ho accettato per qui sopra. E allora mi sono aspettato con panno cose, ma ero bello morbido. Sul sofà. Non so se c'è cameriere sofà, segretaria, chi sta l'avvocato, non lo so. Sono fatti dei loro, a me non mi interessa perché carità. O divano. Divano. Mi sono accettato sul sofà, tutto sta, e aspetta un'ora e mezza, niente, chi se nasce va in tuo gabinetto. Così fuicello, se io so, ma qualche cosa. All'intrasata si è aperta la porta. Bello! È scoppiato qualcosa? No, è apparuto la brucata. Madonna, che bello, che bello, non piezza Roma, una capa tanta. No, tenevo piccerella così, no. La capa piccerella è tutta riccia. Dice che in passato avevo fatto marinara. E allora? Erano ricci e mare.
Trovate l'ovatero quando cammina questo. Che cosa c'è? Madonna mia. Ma tu senti? Ai, che cosa c'è? È che mi sono innamorato. Che stanno facendo? Ma odiava noi. Dicevo, che cosa c'è? Enrichetto, Enrichetta. ma noto che ti è sceso un pallone. Pure esse, sì. Un pallone. Ma un pallone! Un pallone! Ma Dio santo! Dio santo. Ma sei marciato! Ma no, non si è bruciata la faccia. Mi sa capo un po' passa. Ma quando cassa, sei zitto? Ma ti vedo triste. Triste. Oh, ragazza triste. E come me. Mi piace cantare. Mi piace Ma cantare. che me la devo Sanremo? Dicevo, ti vedo triste. Triste. Perché? Perché? Che mi sento male. Proprio adesso. Avrei un ciccio fatto. Non mi sento che... E perché ti senti male? Perché ti senti? Perché non mi sento bene. E perché non ti senti bene? Perché mi sento male. E perché ti senti male? Perché non mi sento bene. Padre, io male, che stai tutta scena. Enrichetta, oh tesoro, preparati per la lieta novella. Enrichetta, preparati perché qui stiamo a novena. La cena di Natale! Dicevo la lieta La novella. lieta novella. Enrichetta, Enrichetta. la spinta. Ah, spinta. Enrichetta! Enrichetta! Ma si sente? La spinta. Ma dicevo la soffiata, soffia, soffia! Enrichetta! Ma che stai facendo? Ah, soffiata. Dicevo no, suggeriscimi qualche cosa. Ah, Dammi l'impiccata che io la prendo. Sì, però che ripiccate... Ecco, una bella parola. Melata. Sì, sì, sì. Enrichetta, Enrichetta, tu per me sei... la brunghita. Abruchita. Melata. Sì, va bene. Enrichetta, tu per me sei... La polmonita. Abruchita. Melata. Che sto dicendo? Enrichetta, tu per me sei... Nuculera. Oculare sorta. Dicevo una parola melata. È più malata che sto, culera, non sta. Non malata, milata. Ah, melata. Cioè, dolce. Ah, no, ho capito, ho capito. Non preoccupate, sarà male a me. Enrichetta, tu per me sei... Luca Nuola Siciliana. Luca Nuola Siciliana. Più dolce. Enrichetta, tu per me sei... Un asciugacrema. Un asciugacreme. Ma qua crema, qua crema. Esa crema. Più dolce. Più dolce. Enrichetta, tu per me sei... Luca 7.000. Va 7.000. Ma quando va 7.000 più dolce? Più dolce, è cantato una bella che la asciugacrema. Carlo, ma stamattina maneggi. Vanneggio, Ma vanneggio. qui scorreggi Ma che stamattina. scorreggi? Ma stai zitto, questa figura non sta capendo niente. Nemmeno io. Usiamo il linguaggio dei fiori. La mia specialità. L'auto è sempre buono. No, buttati sti giretti. Enrichetta, Enrichetta, tu per me tu per me... sei come una rosa Tu per me sei come una rosa che sboccia al mattino, che sboccia al mattino, mentre io per te mentre io per te sono come un girasole sono come un girasole che di giorno che di giorno sta dritto e rigido, sta dritto e rigido, ma la notte ma la notte... s'ammoscia con la gamba. Ma che sta mossata la Ma che sta mossata la Che stai dicendo? Carlo, ma mi vuoi spiegare? Io non ci capisco Si niente. capisce? Ebbene sì, Enrichetta, sarò chiaro, amare chiaro ci vorrei. A mare chiara. te lo dirò a capo chino. Ma a capo di chi? Dice la capo. A capo basso. Ma io non dà la capo bassa. Mamma mia, no. Sta a cara, dice la Diceva capo. la calaca. Ah, la capo, sì. Ah, ma non è un bello. Enrichetta, Enrichetta, davanti a te c'è un uomo prostrato, davanti a te c'è la prostata di questo La prossima tenesia. un uomo posto un uomo prosta. che ti ama Che ti ama. e ti vuole sposare. Ho visto i malatei. Ma che sta facendo? Lo scudo in faccia. Mio cugino è il mio tutore. Quindi è per questo che non vuoi che sposi l'uomo che amo. Se non mi ha risposto a tutto questo, qual è? Mo sento, mo sento. No, sento tu, sento. Qual è? Aggirati tu e su scemo che ti arrendo. Ora, va bene.
Ta 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 ta. Che schifezze carosello. Madonna mia. Ma questa è una scopa sotto in coppa, e qui ci non potevo battere. Non potevo portare coppa qua puttana. Perché con lei che si è morto per la paura. Senti, Giacomino, effettivamente la situazione non mi piace molto. A me Facciamo una cosa, io mi seggo, Sì. e in base ai tuoi suggerimenti faccio il ritratto. Va bene, io che faccio? E tu ti metti qua vicino a me e mi dici come Va fai. bene. Avete ragione voi dei morti e non bisogna aver paura. Bravo. Io mi seguo qua e tic. Chi è? Che barba, Eh? che barba! Passami un pennello. Prego. Che già fa questo cosa? Ha detto che barba, non può dirlo. Dicevo, che barba! Che barba. Iniziare un ritratto a quest'ora, A quest'ora? mi duole. Pure a me mi duole. Quanto è brutto. Ah, ci viste morto, ma chi sta fa schifo proprio. Mamma. Allora, i capelli sono discinti? Sì, i capelli sono che una scimmia proprio, dai. Il naso? Che fa? Il naso è aquilino? Sì, ho un ascia e un inquilino. E la lavoro padrone di casa, ma che bello sta me, io non posso guardare. Prima padrone! Oh, morti amica mia mi ha salutata! Ma che cosa dici? Il morto non si muove, come sta salutando? Eppure si muove! Mi ha visto, fatta così, tic. State facendo l'uovo, io da presto però padrone! Il collo è taurino? Sì, quello è tenuto a chili o pure galline. Sì. Che c'è? Ho morto una sussusa! Sali. Hai tirato a buia così! No, segna a chi l'ha fatto? A me! A te, allora a te. A me! Stai scucciando? Pure io mi sono scucciato, ma troviamo Un gemma! bicchiere di vino, così ti mancato, che tu tieni la fantasia di scaldare. Ne ho preso una farmacia scavolata, sì! Va bene, va bene, va bene! Padrone! Ho morto l'ubriaco! Saputo vino mia! Insomma, tu stamattina, tu mi per forza impressionato. Dai, sono impressionato! Ma una cosa, non può se te lo può, si calma. Calma! Mamma! Io continuo. Ma è necessario fare un attacchista morto di via? Ma ciò è necessario! Ma quanto è brutto! Ma che brutto! Guarda poi. Stava tutto. Stava tutto.
Sentite, signor Fiariello. Ma che Fiarielli? Mario Rappa. Ah, vabbè, pazienza, siete che la portineria avviati, tengo che fai, Adesso vi spiego. Ah, spiegate. Dunque, io stamattina sono arrivato da Milano Eh? con il treno delle 10:35. Veramente? Veramente? Ma come ne porta a me? Non appena fuori alla stazione Eh. ho incontrato A Garibaldi. No, a Vittorio Emanuele. Questo non mi fiero che ha sparato Cosa me. dite? Ho incontrato questo disgraziato che mi ha tirato la valigia dalla mano con forza, con violenza. Io non volevo che lui la prendesse. Madonna. Guardate, ho ancora il polso che mi duole, lo muovo a tratti. Io, sì. Non l'hai fatta chi? E adesso? Adesso pretende di essere pagato. No! Sì. Ma come tu pigli la valigia a mano a chi? L'hai fatto male pure o volto, non ci capi? Poi pare provolino, pare, non ci capi? E alla fine vuoi essere pure pagato, sì, vuoi essere pure pagato. Sì. E aveva ragione, scusate. Sì, ha ragione, ma vuole 5.000 lire. No! Sì. 5.000 lire. Per portare la cosa fino a qua. 5.000 lire! E so poco, scusate. Hai detto sono poco! Scusate, vero, ma voi siete uscito dalla portineria per aiutarmi o per montussacà? No, dico, ma voi gliel'avete dato? Per niente. Avete fatto bene. Beh, allora come la mettiamo con questo zoticone? Come a primo metro, con questo zuccolone. Zoticone. Facciamo una cosa. Sì, mi dica. Adesso le 5.000 lire gliele do io. Va bene, me li presti in un certo senso. Quando dopo me le date. Grazie. Siete davvero molto Ma gentili. perché quando si Grazie può fare una cosa si fa. Dai, che dei 5.000 lire e stiamo a posto. E va grazie bene? assai. Guarda qua. Chiama lì. La mia valigia. Ciao, buonano. Ehi, e come portava a presa? Ah! Non può farlo! Così legati Non può farlo, ma la Va bene. Eccola Don qua. Ferdinando, caro. La valigia. Grazie. Per carità. Grazie tante. Grazie per la vostra enorme disponibilità. Ma non c'è di che. Tante cose belle. Mi capite? Arrivederci. Arrivederci. Aspettate un momento. La valigia. Cucù. Tete. E la valigia sta qua. E le 5.000 lire vi ho prestato. Dio santo, avete ragione. Io quando sto a servizio, pure a Milano. Il insomma. papino mi ha confuso, scusatemi. certo. Ecco, qui ci sono 10.000 lire. Sì. Grazie ancora, don Ferdinando. Grazie a È voi, stato un tante piacere cose. conoscerla. Buona permanenza. Grazie. Divertitevi, Grazie perché Napoli mille. è sempre ancora bella. Grazie. Arrivederci. Grazie. Don Ferdinando, scusate, vero? Le 10.000 lire? No, scusate, cara insalata. Ma che insalata? Mario Rappa. Mario Rapa, che volete? Non capisco. Il resto delle 10.000 lire, ovvero sia le 5.000 lire. Scusate, signor, come chiamate allora? Rappa. Io a voi quanto vi ho prestato? 5.000 lire. E al facchino quanto gli ho dato? 5.000 lire. E 5 più 5 quanto fa? 10.000 lire. Questo quanto sono? 10.000 lire. Stammi a pace, scusate. Don Ferdinando, scusate. No, io tengo che fa, qua i conti tornano. E qua i conti tornano, più Oriesca non torna. Scusate, è vero. Vogliamo un altro volta ripetere? Ripetiamo perché Si non vede mi che chiamo. voi proprio siete duri comprenditori. A voi quanto vi ho prestato? 5.000 lire. E al facchino quanto gli ho dato? 5.000 lire. E 5 e 5 quanto fanno? 10.000 lire. Queste quanto sono? 10.000 lire. Hai imparato a fecunda, c'è pazienza. Rossane, le mie sigarette ne trovi giù. Ferdinando Totaro. Dice a me? Ferdinando Totaro. Ferdinando Totaro. Totaro. Sì, io Totaro sono io.
Ferdinando. Sabatino. Sa? Sabatino, ruppolo. Sabatino? Ruopolo Sabatino? Sabatino Ruopolo? Come sta? Come sta? Non ti avevo riconosciuto, non ti avevo riconosciuto. Per forza. Per forza. Tanti anni sono Sono passati. passati 10 anni. 10. Sapessi. No, Sabatino. Sabatino è così. Non mi fa così perché mi commuovo pure io. Mamma mia. Che è successo? Che sta? Ferdinando, se tu sapessi, vengono giorni che a casa mia mancano i soldi per comprare il pane. Mancano i soldi per comprare il pane. Naccia bubà. Naccia bubà. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo, Ferdinando? Ferdinando, che stai facendo? Sabatino, stai parendo, sto avendo portafoglio per tra qualcosa, no? Mi vuoi mortificare? Ma che No, ma mortificare? la carità ci chiesto perché... Te che ti riesci a menare, te che ti riesci a menare. Se non ci comprendiamo fra amici, che vogliamo fare? Se trovavi a me nelle tue stesse condizioni, non avresti fatto lo stesso. E chi lo sa? Dammi 10.000 lire Natale. E che devo dire non faccio, Hai guardate. capito? Chi lo sa se tu avresti accettato, io ti potevo mai rifiutare, ma... non lo pensare proprio. Io pensavo sì, io pensavo che avresti fatto la stessa cosa. No, se tu sapessi, Ferdinando, se tu sapessi il dolore che prova ad accettare questi soldi. Se tu sapessi, Sabatino, il dolore che provi a te darsi, sai? E già perché avrei voluto trovarti Tagliaricino, figlio mio, in altre condizioni. Piano. Ah, 3 euro stai facendo sotto a me? Io una volta hai detto piano, che roba è? Scusa, in altre condizioni avrei voluto trovare. Ferdinando, le vedi questi? Come le vedi, se erano i miei prima, non ci capivo. Ma le vedi, poi non le vedi più. Che fai, giochi prestigio? I salumieri, i beccaio, avanzano 8.000 lire, ma che passa da loro? Sabatino, vedi non passava là, passava a parte qua, non ci capivo. Una volta c'era sul debito 8.000 lire, ecco qua. Nasce bubà. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Quelli che ho fatto prima, Sabatino, quelli che hai fatto prima, chiama per, donati 10.000 lire, chiama per, ecco, È in prestito! Sì, signore, in prestito. Ferdinando, in prestito! Io date in prestito! Posso accettare qualunque somma! Solo questo, Sabatino, solo questo e basta, Sabatino, solo questo. Voglio, io me ne vado che tengo la porteria avviata, semmai, anzi ti voglio fare un regalo. Ancora? Proprio ieri sotto la calderia ci ho comprato un impermeabile, bellissimo. Un impermeabile bello, veramente bello, Portaci da uno dei figli tuoi, va, a chi ci va a giurare, perché a me non mi serve. Sei un signore. Me ne vado, Sabatino, e tanti auguri, Grazie, Ferdinando. Ma figurati, Grazie. tanto buone, Sabatino. Ferdinando! Io non tengo più parola. Sabatino, io non tengo più una lira. Non capito niente, non state capendo niente, ma vi spiego tutte cose. Ma spiegati, parlami! Principale, volete che lo signore capo fa che se ne chiude? E ci guarda le ore, che è? Guarda cara. Guarda cara. E perché lui insomma stamattina alle 7:30 ha tenuto coraggio di salire in coppa a casa della vostra signora e ci ha fatto tu mazzo tanto. A mia moglie. La gallina fa due è mia moglie. La moglie la vostra pigliato mazzo e ci ha schiaffato in faccia. E
s'ha trovato un mazzo in faccia, ci ha messo una santa, poi ha fatto una faccia schifata e se ne è chiuso. Per forza, ha messo un asino mazzo. I fiori pussano troppo poco tempo. Mazzerosa te, Ma sei principale. sicuro che stai dicendo? Per vostra moglie innocenti, l'ho giudicata io. È un presidente del corte razzista. Cenci, non so parlare! Cessa! Cessa di parlare! Saccia tutte cose, Carmine! Tu sei innocente! Tu sei stata sempre innocente! Mannaggia la vita Oh, diramo sto paventero. a te, io signor, sta ammazzando! Sta ammazzando! Sta ammazzando! Adesso cosa mi dai coscia? Io signor, servo eccellenza, se voi siete un signore, che volesse avere l'onore, e vi dice la visione, con Cicillo per Saguola, o marito Carmanella, e sta grande anziusella, che mi ha fatto espressione. Ma voglio far sapere, voglio bene, che me l'ha già scusata per compassione, e io mi faccio sempre lento pena, e non ne fa mancare 3 kg di pane. Voi che ricchezza vostra, cercate di spaventare, che poi faccio up, io capo tosta, o tosta, signorina mia, sacca. Ma state vicino. E ma prima. Stamattina 7 stiamo già a Santa Lucia per entrare in fioreria, posto mazza ma cacca. Stamattina 7 e mezza, volete sto signore, ha già speso in bigliettone, posto mazza e rose che. Ma io volevo all'immaginata, però se l'ha portata una volta. Io che non sono distrutto e soffro bene, vi dico mio signore, voi non sentite. Mi dai incarenare! Voglio Carmanella, non dicerà mai sì. È onesta, è stata unita una sirella. O se sta mazza tanto, lo faccio bene. Piatemi ci vaiate. Stiamo noi. Magari vi amareggiate, sta grandezza non vi piace. Qui va vita fa capace, questa storia da fornire. Se non faccio che è passata, una volta passa via, ci non fa la pala mia, non mi faccio passare giù. Se tu stai armata, se tu sai la paura, ti tengo a scoprire ferri a palacciare. Di quando me che festa e guarda e ride, e poi ci facciamo su copitone. Lasciami a Carmanella, non ma tu capo che? Perché? Chi mi ricorda che so passaiuola, Che fai? che vostro in furno insieme a me. Ehi! Signore a cantare, che succede? Ma non te lo anticipo. Mamma! Sono mugliere, ma che combinata?
Facci pazienza, ma sto momento che tutto mi appina innanzi a lui. Ma c'è sta? Chi è? È moglie, là. Non sapevi che sta? Ah, pure l'infermiere, diciamo. Ma lisciamo la vita che è. Mi sta preoccupando, ma Non capisci che non vede niente di più. Salvatore. Ah no! Sono puttana! Ah, se tu parli... Sono io! Sì. Ma ci volete spiegare che succede? Ma io sta cosa. Lo chiudo con matrimonio. Che fa? Ma credete o non mi credete? Se voi sposate, sposa. Era in un matrimonio, no? Ma... Sposi a sposa, è normale. Un sacco di applausi appena sono asciutto. Prima di cantare. Insieme a te scavrà giù, che mi accompagniamo, sapete fare becci. Allora città, alla sposa voglio dedicare una bella canzone. Che ci avete fatto sentire? Ma la femmina. Lo sposo mi ha mandato storto. Ha detto calmatevi, vuol dire che allo sposo cambio e faccio sentire un'altra bella canzone. E l'avete cantato? E allo sposo ci ha dedicato e si ombo tu. Ah, comare mi ha guardato storia. Allora ha detto come ha guardato per voi, vi dedico un'altra bella canzone, una canzone di Domenico Cutugno. Modugno l'ha dedicato tu sei una cosa grande. Oh Gesù, ma quella è una bella canzone. Oh, compare mi ha dato storto. Ma perché sei una bella canzone? Sì, la canzone è bella, ma comare, passavano 15 mesi. Allora ci dite, al compare gli dedico un'altra bella canzone. La moglie in lingua ce la voglio dedicare. E ci ha dedicato la canzone di Marco Mastina. Masina? Marco Mastina, la canzone italiana, quella che dice vaffanculo. A questo punto qua, saprà tu, tutti gli invitati si sono caesati a lei. A questo momento sto facendo dei camerieri che cantano l'uno di te guardi. Tutti gli invitati sanno che cantano l'uno mucca. L'hanno usato come cerbottana. E che mi è arrivato le ricotte, mozzarella, provola, polpette. Poi mi hanno portato dentro un bagno. E uno allora ha detto, ma perché volete cantare? Voi non potete cantare, la chitarra a mano. Lo sai quando mi toccano sto tasto? Io non ci vedo più, sapete quando mi toccano sto tasto? Non ci vedo più. Io non so cantare a te, non ci visto più, sapete tu. Ci pigliate la chitarra. E ce l'avete scazzato in capo? Guarda che mi hanno fatto, Me ne voglio via a Napoli, sapete tu, perché a Napoli non mi capiscono. A Napoli gli artisti non capiscono. Caro Salvatore, bella notizia, domani partiamo per Torino, tutta la famiglia è con noi, viene anche Carmela. E io ti vanno canto su. Sei venuto dicendo da solo? No, ti faccio compagnia, fra poco muore. Bravo, ma chi è? Chi è? Hai visto mamma una mamma? Qua ci sono l'indiano, si è vestito da Carmela. No, ci tranquilli, E canta vero, compare mio, è già qui. Che cosa è successo? Chi vi ha acconciato così? le mie fans. Oh, troppo bene, buono. Fammi vedere. Che è? Oh, chi ti sta inguaiando? Vi Sto accompagniamo all'ospedale subito. Veramente? Siete fortunato, perché ieri ho comprato la motocicletta nuova. Accendiamo voi, vi accompagno all'ospedale. Ha insegnato lui? Mamma Ma seguite a Giacomini che è la prima cosa seria che diciamo a E allora va. Piatti. Hai visto, annunciati all'andata, sono chiuso a cantare. Io ritorno, me la ricovera. Adesso, volete l'esame? Vai!
come mamma c'era fatta, come mamma c'era fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Non passasti con... Grazie, 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 buon posto e buon Natale, grazie assai, grazie, grazie. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale. Non passasti canna bella, non passasti canna bella. Mamma dove sa pezzendette, mamma dove sa pezzendette. Non manare chini, ramone campine. Pane, zucchero e panella, te facetta piscicella. Buon Natale. Pure a te. Venuti qua. Non c'è bisogno di dire, quando non c'è. Natale, Grazie pure a voi, pure a voi. Domani mattina mamma io sto e per far spizzicolone, e per far spizzicolone. Mamma dove sei pezzendetta, mamma dove sei pezzendetta. E per far sti canna bella, e per far sti canna bella. Vuoi sapere che ce mettete? Auguri, non sapete. Auguri, vi ringrazio. Ma qualcosa di soldi mi potevo mettere in la coppola, no? Ce l'ha già messo, non sapete. Ce l'ha già messo. Sì, ma io non aggiungisco rumore. Sui carte. E non fanno rumore. Tanto è pure, non sapete. Ma voi chi siete? Un amico. Solo un amico. Una mamma che era fatta, una mamma che era fatta. Lo sapevo, facetta, lo sapevo, facetta. Non bassassi canne bello, non bassassi canne bello. Mamma dove sa pezzendetta, mamma dove sa pezzendetta. Non parare chine, bravo le giardine. Non me lo sa la parte, no. La parte lì, basta così. In the branch Ancella dice I am amore Paloma mia, Ancella tu Ancella dice I am amore Grazie signor, grazie, come mamma da fatta, come mamma da fatta.
non sta conoscendo. E ne ritirò gravone. Nera. Ah sì? E allora vi canto una bella canzone, dite una bella voce, ho saputo. Dimmi una bella fama, sai? Ah sì? E allora per antipasto vi faccio sentire una canzone allegra, Vanessa Calocina. No, che sei troppo allegra, fai una canzone più drammatica. Dove sta zazzando? Oh, facito fa me! Adesso vi canto il mio battaglio del cavallo. Per un battaglio, cavaliere. Ehi, l'ultima tarantella! E che è l'ultima tarantella per noi stasera. Si sta tirando, vedi? Tarantella, che mi fai ripetere, ma fermati, aspetta, ma qua. Io t'ho detto, tu guarda sotto l'occhio, ma ridete l'occhio, ti sente tremare. Ma tu va bene, mannaggia, va bene. Si spergiura, si dice che no. A prigioniere, stoppata, tatena. Prigioniere, spagella, che buona. Sei scema. Guarda a me! Guarda a me! Come quando ho parlato un cazzo di sta la catena! Come quando m'ho vasasto questa bocca ardente e bella! Hai visto l'appendicite? Stasera si te vasa! Ma parecchio, state andando. Ma che sta una spada? C'è la così. Tarantella! Sì, adesso. Tu mi stiamo dicendo la spariamo quella la sta suocchia! Ma scende dove stava a rinunciare e paura, ma qua! Io so secca e so di cosa! Tutta e tre si da pronta a fuire! E come la sa? Va signora sprunata da rosa! Quello sa. Ma non so, ma che spina sono qui! Vada a te! Vada a te! Ma che vuoi? Non parlette, sono tornato, non so quando ho fatto tutto! Mai da sento sanguinata! Madonnami. Mamma mia, ardente e bella! Tazza chiesa, nonna! La catena. La catena! Tarantella! Sentite, prima che cominciamo a mangiare, voglio raccontare un aneddoto che mi è capitato un paio di settimane fa. Perché a me mi fa morire il risale. Presto, che abbiamo appetito. A me mi arava lo stomaco. noi giù Quasi dormi chiuso. come se fosse un aperitivo. Voi lo facete un aperitivo? Lo fai un aperitivo, sì? Di solito dopo pranzo sì. Tu lo fai? Pure io dopo pranzo. Allora 3 aperitivi dopo lo facciamo. Allora, ve lo racconto questa storia, a me mi fa morire, è bella. Presto. Un paio di settimane fa, venite a mangiare qua, in trattoria mia, 3 signori con ma buia. Con mano. Con ma buia. Salsettaina e mangiaina.
Come a noi. Come a voi. Troppo mangiate però, sai zain e sa smammaina. Come a noi. Come a noi e come a noi non possono essere. Per carità. Perché noi siamo tre Noi signori. siamo Mi signori. trovi la faccia. Io mi cado pure se meglio, siamo signori. Ci possiamo andare per Troppo bene, quello là i mi signori, sta. vedete? Sentite, io in un primo momento, dicette, vabbè, la segui. Chi la so povera Sta gente. piovendo. Così giocano, no? i nobili giocano così, si sputano in faccia, bene. Come queste. E allora, in un primo momento c'è trasse chi, forse sono tre povera gente così, non tenevano i soldi per papà, falli andare. Come a noi. No, dicevano per Ma carità. noi no, andava e dalle, mo e dalle. Però mi rimane un po' camarognola, e allora che faccio? Ma che acqua e zucchero. Ma lo mio si chiama a Lione. Lione. Ah, forse Leone è il vostro maggiordomo, lo capirete? No. No. Lione è un cagnolino mio. Ma che non succe questo? Dicette, Leo, fa tu. Lione come una saetta. Vu! E tanto che lo signore che stava assettato qua e mi portai a mano e sto signore. Poi dicette, Leo, quando che lato signore, Lione con mano fulmine. Vu! E tanto che lo signore che stava assettato qua e mi portai una orecchia e sto signore. Poi dicette, Leo, e chi lato signora? Falli a casa. No. Portami una piezza speciale. Una piezza che all'uomo serve e come serve. Che c'è campo a fare l'uomo senza chi lo piezza? Va fa. Io come una lampa, vu! Hai sato. Ho troppo vento sto leone. E tanto che lo signore che stava assettato qua e mi portai un asa e sto signore. Meno male, è un aso. Io pigliai a mano, orecchio naso, c'è una mappata e dicette lì oggi è domenica, mangi pure tu. Devi più fare meno di leone. E qui si fa ridere secondo voi. Ti stanno per te? Non mi va sto capello, Ma mi mette paura. Non vedo Io sono bambini, sono ragazzi, vi raccontate un fatto così drammatico, scusate. ma Chi dà tre fatiente, mariuolo, morte e fame. Noi invece, mamma Tre pensa. signore, Siamo tre signori, siamo mi va parte rinda, mi stanno chiamando i maccaroni. E che devo rispondere a questo?